Questa trasmissione è offerta da Enoteca Castello Savorgnan. Benvenuti al Punto, benvenuti a Telefriuli e benvenuto al primo cittadino di Artegna, Alessandro Maragoni. Benvenuto Sindaco. Buongiorno, grazie Enzo, buongiorno a tutti voi. Bene, allora con il Sindaco di Artegna intanto vediamo come il dopo UTI lì a Artegna, la situazione sul territorio, ormai della pandemia sappiamo già tutto perché tutti sono stati in prima linea eccetera, ma la stazione amministrativa, il dopo UTI come ad Artegna? Avete aderito qualche... Allora, dopo UTI diciamo che c'è stato un riassetto, no? Un attimino anche in seguito alla riforma regionale, quindi con diciamo la riproposizione di quelle che erano le vecchie comunità montane, poi diventate comunità di montagna adesso, e quindi c'è stato diciamo una sorta di accordo tra comuni e con la decisione finale che è stata quella di lasciare in comunità di montagna quelle che erano le funzioni in precedenza ricoperte dalle comunità montane e andare a ripotenziare quelle che sono le funzioni all'interno dei comuni, con particolare riferimento a quello che è il nostro comune capomandamento, che è Gemona del Friuli, e ricordiamo che prima non aveva aderito all'UTI, pertanto la nostra era già un UTI che zoppicava parecchio e che aveva tolto risorse umane ed economiche ai comuni già in difficoltà. Ecco, comuni che sono in difficoltà, che adesso devono affrontare anche il problema del piano nazionale di ripresa e resilienza, che è già un acronimo abbastanza così sgradevole, ma comunque sia, e questi comuni devono essere anche attrezzati non solo a fare i progetti, ma anche avere delle persone che le possano seguire, no? Avete individuato qualche cosa, insomma, qualcosa di particolare per voi? Sì, senz'altro il piano nazionale è un'opportunità a tutti i livelli. È chiaro che va sfruttata e per essere sfruttata bisogna essere pronti ad avere anche le figure professionali preparate ed adeguate al momento. Ci sono dei bandi in partenza per quanto riguarda Artegna in particolare, stiamo lavorando sul bando relativo ai borghi storici. Pertanto è un progetto che in ogni caso è importante sviluppare per capire le potenzialità che può avere il nostro comune e di conseguenza anche per capire che le potenzialità che si possono anche poi ampliare per quanto riguarda il comprensorio. Artegna è un borgo storico, ha delle caratteristiche notevoli, una storia importante, stiamo cercando di sviluppare questo progetto che, ripeto, presenteremo sì per quanto riguarda il PNRR, ma ci servirà anche eventualmente in un futuro. Ecco, quindi insomma state investendo anche sul futuro in sostanza, sì. Quindi le risorse umane ci sono ad Artegna, il segretario comunale c'è, perché tutti i comuni hanno un problema sì. enorme, speriamo che la nostra regione ascolti e faccia le pressioni dove deve farlo, insomma a livello nazionale mi pare, no? Perché ci sono questi bandi di segretari che dovrebbe in qualche modo uscire, no? Sì. Allora, il ruolo del segretario comunale è fondamentale, lo sappiamo, poi anche cautelativo, diciamo sia a livello normativo e poi a livello proprio di impostazione dell'ente, dà una sicurezza a tutti i dipendenti dell'ente e agli amministratori stessi. Ad Artegna abbiamo la fortuna di essere riusciti a fare una convenzione, pertanto siamo convenzionati non per il segretario ma per la funzione di segreteria con il comune di Gemona. Artegna aveva la mancanza di un segretario dal 2016, questa convenzione è partita a inizio novembre 2021 e già mi sento di dire che si vede la differenza, si vede un po' il cambio di passo, si vede anche guardando gli atti, leggendo gli atti che vengono approvati. È un problema quello dei segretari che va affrontato a tutti i livelli e in questo caso mi sento di dire che la Regione ha un ruolo fondamentale e ricordiamo che il segretario è un ruolo istituzionale, è un ruolo molto importante e a livello proprio
di scelte è necessario ascoltare anche i segretari in essere per capire come meglio fare per poter attrezzare il prima possibile i comuni. Ricordiamo che ne mancano in regione 114 da un calcolo. La situazione è molto, molto allarmante, insomma, ecco. Però avete comunque approvato, mi pare, il bilancio ultimamente e naturalmente la domanda delle 100 pistole è chiaro che sui tasse e tributi, insomma, questo bisogna dire come sono i cittadini di Artegna. Sì, abbiamo approvato il bilancio, anche quest'anno l'abbiamo approvato già in giunta a fine anno e poi in consiglio è stato approvato alla fine di gennaio. Così l'ente ha potuto subito lavorare, nonostante le grandi fatiche, nonostante le mancanze che possono esserci a livello di personale. E non abbiamo assolutamente ritoccato le tasse comunali. È rimasto tutto invariato, ovviamente attendiamo anche quello che è il piano finanziario per quanto riguarda la tassa Tari, perché sappiamo bene che questa non dipende da noi, capiremo bene appena arriverà il piano finanziario e quindi ci sarà anche la il definitivo piano finanziario con quelle che saranno le tariffe legate ai rifiuti. Per quanto riguarda ovviamente IMU e IRPEF siamo rimasti invariati. Ecco, naturalmente voi avete fatto quello che dovete fare, insomma, adesso attendete un po' notizie, sì, no? attendiamo dall'interno, no? Sì. E per quanto riguarda invece la vigilanza, le multe fioccano ad Artegna perché mi pare che siete... Qualcuno dice che fioccano, non so se... Ma allora, anche qui mi sento di fare un po' una piccola analisi di quello che è anche il servizio, la funzione di polizia locale. Abbiamo una convenzione con il comune di Gemona e anche i comuni limitrofi, c'è il corpo di vigilanza, quindi comunale, che unisce Gemona, Artegna, Montenars, Bordano e Trasaghis, e che è partito l'anno scorso. Le multe, devo dire che non fioccano, cerchiamo di... sono dei vigili che insomma avvertono prima, insomma sono... Cerchiamo, l'indirizzo è quello, cerchiamo di avvisare prima, è un corpo che va potenziato, questo me lo sento di dire, e senz'altro andranno migliorati e potenziati i servizi, soprattutto i pattugliamenti, i servizi di pattugliamento. Servono però risorse umane e quindi di conseguenza risorse economiche che in questo momento ancora gli enti non hanno per poter migliorare. Arrivano dove possono. Insomma, anche. Arrivano dove possono, ma mi sento di dire che già come primo anno, per quanto riguarda tutta la parte burocratica, ordinanze, presenze importanti anche in manifestazioni difficili da controllare, ci siamo e si vede già che il corpo funziona. Sì. Ecco. Poi naturalmente un aiuto verrà dato anche dall'associazione dei volontari, per esempio la protezione civile, insomma, mi pare che sono sempre in prima linea anche loro, no? Sì, c'è molto volontariato, sia ad Artegna sia nei comuni limitrofi, mi sento di dire comunque che ad Artegna siamo fortunati, anche se anche sotto questo aspetto bisogna lavorare in prospettiva, perché c'è sempre bisogno e c'è molto bisogno di forze nuove. Artegna è cresciuta molto, qui mi sento di fare un piccolo... di fermarmi un attimo, è cresciuta molto, nell'ultimo anno abbiamo avuto 126 nuovi residenti. Quindi anche il piano regolatore insomma è stato un po' modificato? No, il piano regolatore non ha modifiche, probabilmente si sta studiando adesso una modifica, una variante, perché delle domande per nuove costruzioni finalmente sono, questa è una bella cosa, stanno arrivando. E quindi è un comune che è cresciuto, ha un saldo positivo, soprattutto dovuto, come ho detto prima, alle nuove residenze, è un comune dove mi sento di dire che si vive bene, altrimenti non verrebbero ad Artegna, però bisogna anche di crescere nei suoi servizi per i cittadini e in generale, insomma, nel contesto comprensoriale. Ecco, per quanto riguarda invece i lavori pubblici, le scuole sono sempre in prima linea, ma comunque altri lavori pubblici? Sì, per quanto riguarda i lavori pubblici c'è tanto. Adesso anche in seguito alla concertazione 22-24, 21-23 chiedo scusa, abbiamo ricevuto il decreto di finanziamento per quanto riguarda il parco archeologico sul Collo di San Martino. Ricordiamo che è un'attrattiva, oltre ad essere il simbolo del nostro comune con il castello, ha una prospettiva di sviluppo veramente ampia. Vogliamo anche
Dal punto di vista turistico? Dal no? punto di vista turistico, basti pensare che nel 2021, nonostante le varie difficoltà, aperture, chiusure, con il castello e il museo che più volte ha dovuto chiudere e riaprire, abbiamo avuto oltre 3.000 visite, senza contare quelle legate agli eventi che abbiamo organizzato. Beh, complimenti, insomma, dai. Questo è un dato bisogna dirlo, interessante. È un dato cose vanno interessante, bene, va detto, sì. bisogna anche Sì, fare sì. i complimenti dove le cose vanno bene, perché insomma è uno stimolo anche per tutti, no? Perché il vanto di avere insomma proprio il simbolo che veicola. E quindi questa è una parte degli investimenti, ma ci sono tutta una serie di infrastrutture che stanno partendo, quindi parliamo anche di potenziamento di parcheggi vicino alla piazza Marnicco, i lavori sono stati affidati, partiranno a breve, ci sarà la realizzazione di un'altra area di sosta e anche un po' ricreativa nella borgata di Sornicco, andremo a lavorare anche in prospettiva vicino alla stazione potenziando proprio i parcheggi. E quindi c'è tutto un piano di infrastrutture che sta crescendo, abbiamo migliorato molto non solo gli aspetti di sicurezza delle scuole dove stiamo ancora lavorando e quest'anno sarà l'anno determinante per concludere la parte di lavori relativi alla vulnerabilità sismica e il miglioramento energetico, ma stiamo lavorando anche attorno alle scuole creando un'area attrezzata sportiva, ricreativa, che possa cambiare un po' anche il metodo, dare la possibilità agli insegnanti di cambiare anche il metodo di insegnamento. Abbiamo avuto la fortuna di avere molto bel tempo in questo periodo e vedere già in inverno i ragazzi che escono e fanno lezioni vicino fa molto al campetto. piacere anche perché insomma l'hanno pagata dura, insomma, Sì. no? Ecco. Sì. Ecco, Sindaco, sarete preoccupati anche per i costi dell'energia, che adesso magari qualche revisione di prezzi ci sarà? Siamo preoccupati, credo come tutti, è evidente che i costi non sono sostenibili con questi trasferimenti, con questi bilanci, però siamo tutti i periodi hanno delle difficoltà. I periodi di fare il sindaco una volta avevano altri tipi di difficoltà, adesso ci sono questi tipi di difficoltà e credo che ci debba essere assolutamente un'alleanza amministrativa, quindi una sorta di collaborazione tra enti, quindi partendo dallo Stato alle Regioni, per far sì che riusciamo tutti assieme a lavorare e a venire fuori. Quindi è chiaro che ci attendiamo un segnale importante anche a livello di trasferimento, ma poi ci dovrà essere un segnale importante anche per i prossimi anni a livello politico, con investimenti che riescano così a metterci al riparo da situazioni di questo tipo che periodicamente si possono riproporre. Bene, grazie allora a Alessandro Marangoni, sindaco di Artegna, che ha dato un manifesto amministrativo molto sereno, un approccio molto costruttivo. Grazie sindaco. Grazie a voi. Auguri a tutti i cittadini di Artegna e naturalmente all'amministrazione di Artegna, al sindaco in particolare. Grazie a voi per avermi ospitato, grazie. Bene, allora noi ci vediamo alla prossima puntata con un altro primo cittadino. A presto. Questa trasmissione è stata offerta da Enoteca Castello Savorgnani.